Buongiorno e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Sono 20 i casi di infezione del virus West Nile in Friuli, Venezia Giulia finora riscontrati, mentre proseguono le operazioni di disinfestazione adulticida delle zanzare. A Cordenons una donna positiva al virus è morta in ospedale. Tavagnacco, Povoletto, Tricesimo, Reana del Roiale, Udine, Pasian di Prato, Campoformido, Sacile, Fontanafredda, Porcia, Pravisdomini, Cordenons, Vivaro, Chions, Pordenone, Aiello del Friuli, Visco, Gonars, Trivignano Udinese, Santa Maria la Longa, Bagnari Arsa e Palmanova. Sono questi i comuni dove finora è stata effettuata la disinfestazione adulticida contro le zanzare portatrici del virus West Nile. 20 casi finora riscontrati, solo uno nell'Isontino, a Piedimonte di Gorizia. Un'operazione di prevenzione mirata ad eliminare quante più zanzare possibili da siepi, aree verdi e veri alberati, luoghi di proliferazione dell'insetto, unico vettore del virus. Nel Pordenonese, oltre alle operazioni contro gli adulti, questa notte sarà effettuata anche una disinfestazione contro le larve. Operazioni compiute con particolare attenzione a Cordenons, da dove proveniva Ada Baldan, la donna di 85 anni morta in ospedale positiva al virus West Nile, anche se i medici hanno sottolineato come il virus del Nilo non sia stata la causa del decesso. Il prossimo comune dove saranno effettuate le operazioni di disinfestazione sarà Gorizia, a cui poi seguiranno altre località del Friuli Venezia Giulia. Voltiamo pagina, ricorso rigettato dalla Corte di Cassazione, così diventa definitiva la condanna a 10 anni di reclusione per Fabio Gaiatto, l'ex trader di Portogruaro, al centro della maxi truffa da 23 milioni della Venice Investment che ha coinvolto migliaia di risparmiatori. Fabio Gaiatto, l'ex trader di Portogruaro, resterà in carcere e dovrà scontare la pena di 10 anni di reclusione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal suo avvocato Guido Galletti. Gaiatto, dopo una lunga indagine coordinata dalla Procura di Pordenone, era stato condannato per associazione per delinquere, truffa aggravata, abusivismo bancario e finanziario, autoriciclaggio. In primo grado gli erano stati inflitti 15 anni, pena ridotta in appello a 10 per la truffa della Venice Investment Group. L'uomo è rinchiuso nel carcere di Tormezzo dal 2018. La condanna diventa così definitiva. Gaiatto è stato ritenuto responsabile di una complessa truffa messa in atto nel nord-est che attraverso uno schema Ponzi aveva raccolto 23 milioni di euro versati da migliaia di risparmiatori, promettendo fantomatici guadagni del 10%. Il tutto documentato attraverso un sito internet che poi è risultato fasullo. Tutti i soldi investiti di fatto sono spariti. I truffati si sono rivolti ad avvocati ed associazioni di difesa dei consumatori, ma non hanno rivisto praticamente nulla. La Polizia di Stato nella notte tra venerdì e sabato scorsi ha arrestato un cittadino rumeno di 35 anni, destinatario di un ordine di custodia cautelare. La volante del commissariato Duino Aurisina lo ha fermato a bordo di una Mercedes con targa rumena diretta in quel paese. L'uomo si era reso responsabile, assieme ad altri connazionali, di ripetuti furti con incursioni notturne nelle tabaccherie, dalle quali asportavano i fondocassa, le stecche di sigarette e i gratta e vinci. I tagliandi venivano poi effettivamente raschiati e le vincite riscosse dagli stessi componenti della banda. Il 35enne è stato arrestato e portato nel carcere di Trieste. Nuovo contratto per la Danieli di Butrio. Il colosso friulano dell'acciaio costruirà con Tenova un'acciaieria green in Olanda. Nuova commessa in Olanda della Danieli. Energy Alliance, costituita da Danieli e dal partner tecnologico Tenova, ha sottoscritto con Tata Steel Netherlands, controllata olandese del colosso siderurgico indiano Tata Steel, un contratto per la progettazione e la realizzazione di un nuovo impianto siderurgico a idrogeno. Con il progetto Heracles, la Tata Steel Netherlands intende trasformare l'acciaieria integrata di Gemunden dall'attuale tecnologia BF a una produzione di acciaio verde basata sull'idrogeno, dunque più sostenibile. Il contratto è diviso in due fasi, una prima ingegneristica del valore di 65 milioni di euro e un'impiantistica di circa 500 milioni. La politica verso le elezioni del 25 settembre. Avrebbe dovuto avvenire oggi l'estrazione dei simboli elettorali sulle schede per il nuovo Parlamento, ancora però non sono arrivati i documenti dalla Corte di Cassazione e quindi serve pazienza. Ci aggiorna da Trieste Andrea Pierini. Buongiorno dalla sede del Tribunale di Trieste. Non c'è ancora una data per quanto riguarda l'estrazione dei simboli sulle schede elettorali. Bisognerà ancora pazientare perché la Corte d'Appello non ha ancora ricevuto la comunicazione ufficiale dalla Corte di Cassazione e quindi bisogna attendere l'incartamento. L'estrazione dei simboli che compariranno sulla scheda elettorale quindi potrebbe slittare al pomeriggio o addirittura alla giornata di domani. Ancora al momento nessuno se la sentiva di fare previsioni. Al momento
momento l'unica certezza è che sono state escluse tutte e 7 le liste dei 5 partiti che si erano presentati, chi alla Camera, chi al Senato, chi a entrambi i rami del Parlamento. Parliamo di Pensiero e Azione, Destre Unite, Partito Animalista, Forza Nuova e Gilet Arancioni. C'è chi ha annunciato ricorso al TAR, c'è chi ha annunciato ricorso alla Corte Europea, comunque lo spoglio avverrà nei tempi che vi abbiamo detto prima, incerti, ma insomma domani o dopodomani, quando arriveranno gli incartamenti da parte della Corte di Cassazione al Tribunale a Corte d'Appello di Trieste, allora si procederà con questa estrazione che stiamo attendendo veramente da tanti giorni. Se non ci sono domande da studio, e visto il meteo con Giove Pluvio oggi particolarmente arrabbiato, vi restituirei la linea in studio. Grazie ad Andrea Pierini. Sul fronte dei rintracci dei migranti in Friuli Venezia Giulia, oltre 400 nell'ultima settimana, la situazione resta critica, come denuncia la Regione. Circa 8.000 arrivi da inizio anno senza conteggiare quelli ucraini. La Regione, con l'assessore all'immigrazione per Paolo Roberti, denuncia una situazione di emergenza nella gestione dei migranti. Ancora oggi abbiamo dei grossi rallentamenti sui trasferimenti, quello che ci ha salvato in questi 2 anni di pandemia. Quindi da questo punto di vista la situazione è tragica e in prospettiva lo è ancora di più. Lo è perché gli arrivi continuano come una goccia giorno dopo giorno. Mancano quei trasferimenti verso le altre regioni perché gli arrivi sul canale di Sicilia sono sempre più importanti e quindi i vari centri di accoglienza sul territorio nazionale non riescono più a ospitare e quindi la situazione si sta facendo veramente drammatica. Il prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, sottolinea che c'è stato un attimo di crisi a causa dell'intasamento del centro di accoglienza di Lampedusa che ha impedito i trasferimenti fuori regione, mai sospesi ma ora ripresi in numero maggiore, e già la scorsa settimana ne sono stati spostati 80 e altri verranno trasferiti a breve. In pratica una ordinaria emergenza, sottolinea il prefetto, con numeri in linea con il 2021. Vardè auspica invece che le associazioni usino maggiormente il centro diurno attivato a Trieste invece di prestare i soccorsi ai migranti in Piazza Libertà. Parliamo ora del caro energia. I gestori dei pubblici esercizi di Udine cercano di resistere ai rincari, ma c'è chi deve correre ai ripari perché non riesce a far fronte alle spese. Abbiamo fatto un giro per i bar di Udine. Per il momento attendiamo finché possiamo. È dura per tutti, bisogna vedere, aspettare cosa succederà. Vedremo. È dura comunque. Aspettiamo le altre gente, altri locali, se loro alzano noi alziamo anche noi. No, per adesso ancora no, non ci abbiamo pensato, anche perché il periodo non è dei migliori, quindi cerchiamo di stringere quei denti e di tirare avanti con i prezzi che abbiamo. Ovviamente con tutte le spese e gli aumenti che sono arrivati bisogna adeguarsi, insomma. Ecco, di quanto sono mediamente gli aumenti? Diciamo dai 50 centesimi. Le bottiglie di vetro neanche non si trovano, neanche l'acqua gassata. Adesso quanto, almeno qui da voi, quanto viene pagato una tazzina di caffè seduti? 1,50, 1,50 €. E voi riscontrate incrementi nei costi delle bevande, delle consumazioni quando andate al bar? Ma al momento sinceramente, almeno qui a Udine, no, perché sia il caffè, sia un aperitivo, sia il classico taglio di vino, il cui prezzo poi varia in funzione della qualità, sono al momento costanti, sempre uguali. Andando sullo stesso locale, prendendo la stessa tartina eccetera, ho visto che qualcosa hanno aumentato, ma non molto ancora, e dicono, sono tutti che aspettano non so che cosa. Un omaggio internazionale alle eccellenze friulane e alla Marilenghe, il Festival Udine Castello che prenderà avvio il 18 di settembre, la kermesse organizzata dagli Amici della Musica è stata presentata questa mattina. Prenderà avvio il 18 settembre per concludersi il 14 ottobre la 9ª edizione del Festival Udine Castello. Ne parliamo con Luisa Sello, l'organizzatrice, direttrice artistica un po' della manifestazione. È questa appunto la 9ª edizione di questo festival molto importante anche perché spazia all'interno di un crossover della musica classica in maniera abbastanza tangibile. Quest'anno più di sempre perché inizia con un appuntamento tangudine, ovvero l'abitudine del tango che ben si sposa con Udine appunto e terminerà con un appuntamento eccezionale che sarà la presentazione del nostro pianoforte
finalmente rinato Steinway Gran Coda da concerto al pubblico udinese. All'interno altri appuntamenti interessanti, perché ci sarà un'escursione interessantissima anche in campo della lingua friulana grazie alla collaborazione con l'Arlef, e assisteremo a una conferenza che ci parlerà dei rapporti tra Hieronymus di Colloredo de Montalbano e il Mozart che appunto ha avuto dei legami con l'Istieris Furlanis, come dice il titolo, e poi nel pomeriggio addirittura un concerto con l'orchestra e musiche di Mozart inframmezzate da alcune letture in friulano da parte dell'attore Gianni Nistri, che sono state appunto prese dal momento in cui Mozart ha scritto proprio le musiche che verranno eseguite. Siamo allo sport, fischio d'inizio alle 18:30 per la sfida di Serie A tra Udinese e Fiorentina, con i bianconeri alla ricerca della prima vittoria casalinga di questa stagione. Sfida in famiglia per mister Andrea Sottil, con la viola gioca il figlio Riccardo, che dovrebbe partire dal primo minuto. La vittoria di Monza ha inaugurato un filotto di partite da brividi per l'Udinese, che stasera affronterà la Fiorentina e domenica la Roma. Entrambe però partite casalinghe, con quindi la spinta del pubblico di fede bianconera dalla propria. La Viola è l'avversario dell'immediato, con Sottil che prima della sfida con i Brianzoli aveva chiarito di voler pensare solo ad una partita alla volta. E quindi occhio a Jovic e Cabral, a Milenkovic e Martinez Quarta, e occhio anche a Sottil, ma non Andrea, Riccardo, il figlio del tecnico bianconero, che si è scavato un posto da titolare nella Fiorentina di Italiano e, salvo turnover dell'ultimo minuto, partirà dall'inizio. Pochissima alternanza nell'Udinese prevista questa sera, con in toto la squadra vittoriosa Monza confermata dal primo minuto. Unico dubbio al centro della difesa, dove Neutink potrebbe lasciare spazio a Bijol. Pereira dovrebbe essere confermato esterno destro, con Lovric al centro del campo, in attesa che il neo bianconero Izibue possa occupare la casella lasciata vacante dalle partenze di Molina e Soppì. E proprio l'arrivo dell'esterno da Colonia potrebbe aver chiuso il mercato in entrata, mentre restano ancora alcune pedine da spostare in uscita. Deulofeu potrebbe ingolosire fino all'ultimo giorno di mercato, qualche squadra brasiliana potrebbe trovare l'offerta giusta per Wallace e l'Atalanta è sempre interessata a Samardžić. Ma intanto l'unica ufficialità arrivata è quella di Felipe Viseu, che abbandona definitivamente Udine in direzione Sheriff Tiraspol. È tutto, dopo di noi l'appuntamento con A Voi la Linea, grazie di essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.